Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Renato Schifani ha annunciato le dimissioni dalla carica di commissario per la realizzazione dell'autostrada Catania-Ragusa. È stato ascoltato oggi davanti alla Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. Maxi sequestra a Catania, dove la Guardia di Finanza ha scovato oltre 4.000 prodotti risultati privi della regolare etichettatura informativa. Nel mirino un esercizio commerciale in corso accertamenti per individuare la filiera di distribuzione. Furto dei cavi elettrici e danneggiamento del gruppo elettrogeno nell'ospedale policlinico di Palermo. L'atto criminale ha causato disfunzione a diversi macchinari, comportando disagi all'attività assistenziale. Rimaniamo nel Palermitano, dove la città si è fermata di fronte all'ennesimo tragico femminicidio, quello di Giulia Cecchettin. Un minuto di rumore è il nome dell'iniziativa, che è arrivata anche al Senato. In conclusione, il meteo: nella giornata di domani in Sicilia si prevedono piogge sparse. La Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta gialla. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento domani alle ore 13:30. Arrivederci.